Efesina, capitolo 1. Indirizzo e saluto. Io, Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volere Dio, scrivo a voi che siete tutti quelli frati miei, che state in la città Efesa, che credete in Gesù Cristo, Dio, che è il Padre nostro e Gesù Cristo, che è il Signore nostro. Poteste ravvagare ancora a voi tutta la grazia e la pace. O piano di venire alla salvezza. Fosse sempre benedetto Dio, o Padre, o Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha voluto benedicere rinda Gesù Cristo, a ravvagare ancora a noi, a rinda i cieli suoi, tutte le benedizioni dello Spirito Santo suo. Prima della creazione di questo mondo, o Padre ci ha scivato, per ci far diventare santo, senza peccato innanzi a esso, facendoci campare per sempre, rinda all'amore suo. O Padre, rinda all'amore suo, ha fissato in ci far diventare figli suoi per mezzo di Gesù Cristo, e per mezzo suo ha voluto mostrare a noi tutto l'amore suo, che teneva stipato per noi, perché noi potessimo alludare a regnare e rogliere tutto l'amore e la razza sua, che ha dato a noi rindo figli suoi, che esso va bene assai. Per mezzo dello sangue di Gesù Cristo noi siamo stati salvati e abbiamo avuto pure il perdono di tutti i peccati nostri. Gesù Cristo è diventato per noi un tesoro, la razza di Dio. Questa razza Dio l'ha buttata con la stessa razza, uguale a noi, insieme con tutta la sapienza sua e con tutto il cervello suo. E così ha fatto conoscere a noi tutto il progetto del volere suo, che era nascosto, innanzi all'occhio ognuno di noi. Che il progetto che fu insieme al principio era chi le voleva pattumare in Gesù Cristo tutte le cose che il Padre aveva creato in cielo e in coppa a tutta la terra. Questo progetto l'aveva fatto il Padre in all'amore suo, pensando a Gesù Cristo che era il figlio suo, che era in pienezza e dei tempi fissati a esso. L'aveva mettere in pratica con quello a noi e per mezzo a Gesù Cristo. Pur noi siamo trasuti in quello progetto del Padre eterno, perché pur noi siamo stati scelti per far parte della rolia e della grandezza sua, già quando esso ha creato questo mondo. E ora il Padre sta portando a venatura tutto quello che esso ha progettato. Rinda esso ha scelto a noi, prima di tutto l'altro, perché abbiamo creduto e sperato, rinda a Gesù Cristo. E rinda esso pure voi, troppo capito in disse che la parola è verità, che lo Vangelo è la salvezza sua, che avete creduto rinda a Gesù Cristo, avete avuto a Dio lo Spirito Santo che era stato promesso. Lo Spirito Santo è per noi una caparra e che l'eredità che il Padre ci darà in paradiso, quando esso salverà per sempre tutti quelli che ha accettato per mezzo di Gesù Cristo, perché tutti insieme, un giorno, potessimo valutare per sempre innanzi a esso tutta la grandezza sua. O trionfo e la supremazia di Cristo. Perché essa, per tutte le notizie della fede vostra, rindo Signore Gesù, e in coppa a chi l'amore che ha portato a tutti i frati, io ringrazio tutti i momenti e Dio per voi. Ma ricordo voi sempre in tutte le preghiere mie. A Dio Padre, o Signore nostro Gesù Cristo, a esse che o Padre chi ne roglie, io domando che vi facesse che l'uriale era la sapienza, che viene rindo spirito, e che essa si potesse spalfare innanzi a voi. A così voi potesse conoscere ancora e più. Sto domandando a Dio che allumasse l'occhio dello cervello vostro, vi facesse capire a quale grandezza essa ci ha chiamato. A così potete conoscere quale è la ricchezza così rossa, che essa ha preparato per tutti quelli che sono i suoi, e quale è la potenza assai rossa, che ha mostrato a noi, che crediamo in essa. E che la stessa potenza della forza sua, che essa mostrava in a Cristo, quando facette risorgere in dei morti, e lo facette assettare ritta sua in dei cieli, a copo ogni comando e potere, ogni potenza e dominio, e ogni ad un nome che si potesse annominare, non solo in il secolo presente, ma pure in il secolo futuro. Perché come sta scritto in la Bibbia, ha messo sotto i piedi suoi tutte cose, e l'ha fatta diventare il capo più rosso di tutta la Chiesa, e la Chiesa è il corpo suo, e la chiagnezza è quella che fa compire tutte cose rinda essa.